Buon pomeriggio dal Palacconi di Cagliari per assistere alla 14ª giornata del campionato di Serie A femminile, l'FFC contro il Kick-Off Milano. Dovrebbe essere Cortes, ancora Vanin che riceve la palla in parallela alla conclusione, sicura magia. Ancora Pomposelli, calcia in diagonale. Adesso Bettioli tra le linee, entra Vanin, il controllo, il destro, c'è il gol di Vanin dalla distanza. Ancora con Cortes, pallone messo fuori per Darrocha, la conclusione di Diane. Gasparini, palla messa forte in mezzo all'aria, spedisce la palla in laterale, pallone messo dentro ancora per Giana. Adesso la conclusione, Giana poi di testa. Vanin ancora col destro dalla distanza, a laterale, ancora Vargiu. Adesso la conclusione dalla distanza, si è già portata la giocatrice dell'FFC, la conclusione poi di Marta con adesso la conclusione, il palo di Brunigna, ancora Brunigna, doppio palo lì, 1 contro 1 con Brunigna, scarica comunque per Smith, la conclusione di punta dalla distanza. Diane Darrocha, adesso lancio lungo, ancora Darrocha, Diane, la conclusione al volo, palla tra le linee, Vanin si gira inseguita da Marta, Marta non riesce ad intervenire, Vanin un'altra sassata parallela per Vanin, la sterzata, si ferma, cerca ancora la conclusione col destro. Diana, la finta, parte Gasparini, palla giocata per Marta, la conclusione di prima intenzione col sinistro. Parte Cortes, la conclusione stava andando verso l'incrocio dei pali, palla messa fuori ancora. Diane inquadra allo specchio, Diane per Marchese, si gira Marchese, ancora il palo, la possesso palla, Vanin dalla distanza, la spagnola che scarica con Vargiu, pallone di ritorno, palla in profondità per Marta che può provare la conclusione col destro. Diane, la conclusione ancora, Cortes cerca di intervenire con la testa. Il pallonetto per Cortes, ancora Cortes all'indietro dove c'è Diana, si riparte. Ancora Cortes per Marta, posizione centrale, Marta prova il destro. In ritardo Vargiu, la conclusione di Pomposelli dalla distanza, doppio dribbling. Ancora pallone messo in mezzo, arriva Marta, può ripartire l'FFC con Marta, palla per Cortes, sul secondo palo c'è Diana Darrocha, ma Cortes trova lo spazio per il gol del 2-1. Il pallone, adesso il pressing Marchese per Marta a metà strada, Castiglio, Marta il pallonetto e il gol del pareggio con il tocco morbidissimo di Marta. Dalla parte opposta c'è Bettioli, ma c'è l'intervento di Marchese che può andare a tu per tu con Castiglio. Ancora Vanin, posizione centrale, non bisogna lasciarle spazio per la conclusione di Giana, il palo. Adesso Vanin, l'imbucata, ci arriva Mascia, non fa passare il pallone, poi la conclusione di Pomposelli. Va Marchese, Marchese cerca l'imbucata, palla che arriva ancora a Cortes, il pallone per Diane, poi il pallonetto, la traversa dopo il miracolo di Castiglio. Sbaglia però Diana sul pressing di Vanin che poi calcia. Bettioli, Vanin col destro, Bettioli si accentra, la finta, palla deviata ancora da Diane e poi c'è il gol col sinistro di Smith per Marta, ancora Marta, il pallone rimane là, la porta è sguarnita, calcia dalla distanza ancora Smith, Smith per Vanin, ancora Vanin, c'è la risposta di Gasparini, poi Diana ancora per Marta, la deviazione sul tiro della spagnola. Ancora lei, Diane Darrocha alla conclusione, Parini fa girare verso Diane, palla che passa a Cucù con la destro, riesce nella conclusione, può ricevere Diana, la conclusione di Cucù in diagonale, palla che sfiora il palo. Termina qui l'incontro tra il Kick-Off Milano e l'FFC Cagliari. Letizia Cortes, una bella partita, l'avete recuperata ad inizio secondo tempo, probabilmente negli spogliatoi Luis Marimon vi ha dato l'input per salire un po' di più in pressing, pressarle, metterle magari in difficoltà e sembrava che poteste riuscire a portarla a casa. Diciamo che il primo tempo
Non siamo state fortunate perché in 2 occasioni loro, diciamo, non hanno avuto tantissime occasioni in più. Nel primo tempo hanno segnato 2 gol, noi abbiamo colpito 2-3 palli e quindi il risultato un po' bugiardo nel primo tempo. Poi nel secondo tempo abbiamo iniziato molto bene, poi non siamo riusciti a fare il sorpasso nel risultato, ma dobbiamo continuare a lavorare su questa strada, che penso che oggi abbiamo fatto una bella partita ma ancora non basta. Che Vanin fosse molto brava nel calciare dalla distanza lo si sapeva anche prima della parità, forse nel primo tempo l'errore più grosso è stato quello di concederle comunque le 2 conclusioni dalla distanza che poi hanno portato al doppio vantaggio. Sì, Deborah è una giocatrice molto completa, non solo il tiro, è molto brava, molto completa, e quindi le abbiamo concesso quelle 2 occasioni, quei 2 tiri dalla distanza e lei ha fatto gol. Dobbiamo migliorare su come difendere quelle situazioni e su non commettere un errore. Più o meno ci sta, ma il secondo e il terzo errore non possiamo concedere. Il campionato dell'FFC più o meno dovrebbe essere questo: lottare per arrivare ai playoff, lottare per stare nella parte alta della classifica. Tutto sommato non state andando malissimo sino a questo momento del campionato. No, non malissimo, ma abbiamo perso dei punti nella prima parte della stagione che poi alla fine non ci hanno permesso qualificarsi nelle prime 4 per andare in Coppa, ad esempio, e quello è un punto negativo perché poi troverai squadre molto forti, ma dobbiamo migliorare perché, come ti dico, non basta con quello che abbiamo fatto e dobbiamo migliorare e ancora voler di più. Non basta per quello che avete fatto, non basta anche per l'organico che avete, perché comunque l'organico non penso che si possa mettere in discussione. No, infatti penso che siamo una squadra per qualche posto in più in classifica. Oggi abbiamo perso lo scontro diretto contro il Kick-Off, quindi dobbiamo giocare meglio. Jessica Giana, una tifosa d'eccezione in una partita probabilmente speciale, visto che tu sei sarda doc, l'ho detto nel pre-gara, tornare in Sardegna penso che comunque ti faccia sempre piacere. Certo, tornare a casa è sempre bello, quando c'è il tifo come la tua famiglia, un ospite speciale come hai detto tu, bellissimo, non c'è emozione più bella. Il campionato del Kick-Off sta risalendo un po', soprattutto in classifica, vi state riprendendo. Oggi uno scontro diretto vinto qui a Cagliari, 3 punti importanti da mettere ovviamente come già detto in classifica, ma con vista sulle zone alte del campionato. Certo, diciamo che ci siamo prefissati un obiettivo migliore rispetto a quello di andata, quindi già un passetto l'abbiamo fatto, quindi vincendo questa gara per me molto importante per tutta la squadra, uno scontro diretto e 3 punti che comunque abbiamo pure meritato e puntiamo a fare sempre meglio, diciamo sempre non è importante vincere ma competere, come dice il nostro allenatore, e così facciamo e poi portano buoni risultati. Stai iniziando a girare qualche città per l'Italia. Dopo Sinai hai deciso di staccarti dalla tua terra, adesso sei arrivato a Milano. Parlaci un po' della tua esperienza in questi anni di futsal e naturalmente anche della maglia della nazione italiana. Sono andata via da qua a 19 anni, quindi mi sono fatta la prima esperienza a Terni per 3 anni. Lì ho vinto i miei primi titoli importanti, da non togliere quello che ho vinto col Sinna e la Coppa Italia molto bella, e lì ho vinto i miei titoli importanti che sono il primo scudetto, la prima Supercoppa, quindi diciamo a 21 anni aver vinto già 3 titoli italiani è molto bello. E niente, poi approdare a Milano, in un'altra città grande che offre tanto, è bello conoscere nuovi posti, nuove persone, e questo è il bello del nostro sport. Ti chiedo un'ultima battuta. Un parere ovviamente sulla partita di oggi, l'avete preparata così, un parere ovviamente sugli avversari, cioè l'FFC. Il Cagliari per me è una squadra top, è una delle prime 8 e quindi è molto forte, l'ammiro tantissimo. L'avevamo preparata così, quindi con questo gioco un po' dentro le linee e tutto, e è andato tutto come volevamo, diciamo quei 2 gol non erano previsti perché abbiamo abbassato un attimino il tono, però siamo riusciti a riprendere la gara bene e abbiamo portato a casa i 3 punti.